Il killer è sceso dall'auto e ha sparato una decina di colpi da una calibro 9. Ha freddato Angelo Carità, sessantenne licatese, che era all'interno della sua vecchia Fiat Uno di color verde, con 2 colpi al volto e uno alla spalla. L'assassino è stato ripreso da una telecamera, un video in cui l'uomo scende da un'automobile con in mano una pistola. Si vede chiaramente, anche se di spalle. Gli inquirenti stanno per chiudere il cerchio. Il sicario sapeva che Carità avrebbe lasciato il suo appezzamento di terreno vicino a una traversa di via Palma a Licata per trascorrere con i familiari la festività della Pasquetta. A ritrovare il corpo senza vita di Angelo Carità è stata la moglie, che è andata a cercarlo a ora di pranzo. La donna si è sentita male. Per lei è stato necessario far ricorso alle cure dei medici dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. Lo shock è stato forte. Angelo Carità era stato condannato per l'omicidio del compaesano Giovanni Brunetto alla fine del febbraio 2017 all'ergastolo con isolamento diurno per 1 anno, ma su istanza dei difensori, gli avvocati Gaziano, era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Ed è proprio su questo movente la vendetta che stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Licata e del reparto operativo di Agrigento. Giovanni Brunetto, 56 anni, trovato sotterrato in un appezzamento di terreno a Canicattì il 29 ottobre 2013, ma assassinato 5 mesi prima, il 7 maggio 2013, quando scomparve nel nulla. Per questo delitto Angelo Carità era stato già arrestato insieme ad un complice e condannato, come detto, in primo grado. Nelle more del processo d'appello è stato scarcerato. Secondo l'inchiesta condotta dalla Procura di Agrigento, riferentesi proprio all'omicidio Brunetto, Carità cagionava, dopo averlo sequestrato, la morte di Giovanni Brunetto, sopprimendone il cadavere, con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione per motivi abietti e futili, costituiti dalla volontà di Angelo Carità di non restituire a Giovanni Brunetto una somma di denaro variabile dai 40.000 ai 100.000 euro ricevuta in prestito in precedenza.